C'è un interesse enorme perché riuscire a migliorare il proprio patrimonio immobiliare a costo zero o quasi zero, voglio dire, è un'occasione unica, è un treno che sta passando rispetto al quale l'attenzione è estremamente alta. Il presidente di Confartigianato Vicenza non ha dubbi. Il bonus casa 110% è un provvedimento a favore del rilancio dell'economia attraverso il settore edilizio che funziona e che va accolto. 3 obiettivi. Il primo è quello di andare verso la sostenibilità ambientale, per cui tutto ciò che è il miglioramento e l'efficientamento energetico. Il secondo è quello di un riabbellimento anche architettonico, soprattutto in questi territori, nella città del Palladio, non ci possiamo permettere come bigliettino da visita una brutta architettura. E il terzo, importantissimo anche questo, è quello di ridare valore a questi immobili, che in questo momento, proprio per la vetustà, soprattutto delle moderne tecnologie che non ci sono all'interno di quelle case, hanno perso completamente quello che è il loro valore. Tallone d'Achille del bonus sembra essere soprattutto la burocrazia, talmente complessa ed articolata da poter scoraggiare molti potenziali utenti interessati. Noi stiamo anche mettendo a punto un servizio come Confartigianato, che è quello di andare verso il consumatore finale nell'aiutarlo nel marasma delle procedure burocratiche che ci sono, facilitando il consumatore nel svolgere tutte le pratiche burocratiche, andando a step e mettendo in fila tutte quelle che sono le sequenze delle incombenze che ci devono essere. Una volta superato lo scoglio degli adempimenti burocratici, rimane una questione di fondo. Il sistema dei bonus, che numerosi sono stati varati da questo governo, in generale non sembra aver proprio convinto i consumatori. Alla fine i fondi promessi non sempre arrivano e se lo fanno arrivano in percentuali poco appetibili. L'impressione vale anche in questo caso? L'informazione che abbiamo è che i soldi ci sono e anzi dovrebbe andare nel verso del volano, nel senso che si andrà a sostenere la ripresa di tutto il grande settore della casa, che ha un indotto che è enorme e che rimetterà in piedi anche tutta una situazione economica assolutamente positiva. Poi ho visto che è stato stranamente un provvedimento di legge che non ha incontrato opposizione, perché maggioranza e opposizione si sono subito messi d'accordo su questo. Gli ambientalisti sono tutti favorevoli a questo 110%, la popolazione sta correndo, gli imprenditori sono contenti perché è fonte di lavoro, per cui meglio di così.